Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! Ci ritroviamo il sabato oggi, dobbiamo andare anche veloci perché le temperature sono piuttosto elevate, quindi andiamo subito a bagnare il viso. La barba qui è di 6 giorni e da domenica 3 agosto in cui ci siamo rasati, anzi forse è il 3 giusto, 6 giorni fa. Allora facciamo una rapida aspersione del viso con acqua calda che potrebbe essere anche utilizzata senza l'utilizzo dello scaldabagno. Andiamo a utilizzare questo Zero, lozione regalo di produzione made by Alessia Herrera, nel contenitore di Donato Ciniello di Extra Cosmesi, acqua, cosmetica e glicerina per preparare una rasatura con dei rasoi abbastanza incisivi. Oggi abbiamo delle aperture che devono permettere di ripulire il viso con un pelo così lungo, quindi questo massaggio preventivo aiuta sicuramente. Poi il dopo barba, anzi il pre barba, scusate, che andremo a utilizzare, che sarà un non stranissimo proraso verde, olio di eucalipto e mentolo. Manco a dirlo, scusate, ci sono un po' di presenze di polvere sull'etichetta. È molto bello presentare nella loro dignità i prodotti. Mi scuso nel video della settimana scorsa che ha avuto poi un numero esiguo di visualizzazioni crollate nella prima settimana d'agosto, ma non certo per colpa di chissà cos'altro, ma per gli impegni che chiaramente impegnano scusate il gioco di parole, che occupano lo spazio mentale delle persone, magari hanno poco tempo di dedicarsi all'ascolto. Andiamo a spargere un po' di ascolta la visione dei miei video, ma soprattutto mi devo scusare per la luce che ho utilizzato nell'altro video. Era crepuscolare, ero arancione nel viso, eclettico come mi ha definito Alex Nurs, che saluto con affetto, insieme a Alessia Herrera, Mirko Falà, Luigi Dal 13, Fulvio, Davide, Fabrizio, Riccardo e tutti coloro che mi seguono. Quindi spero oggi che l'illuminatore, anziché essere a 5000 lumen, era a 2005 perché avevo impostato male, con delle tonalità di giallo, perché si può anche lavorare sull'intensità, sul bianco, sui gradi Kelvin della luminosità. Questo non è che voglia dirlo perché voglia esibire le mie miserevoli apparecchiature e roba da pochi soldi, ma comunque sono utili per dare un'esperienza immersiva. Ecco, per quanto può essere immersivo vedere me che mi faccio la barba. In ogni caso abbiamo pronto, dopo una piccola massaggiata, già la presentazione di cosa useremo oggi. Quindi andiamo, come vi ho detto, a utilizzare un rasoio piuttosto incisivo e ne ho due in mano in realtà, quindi ho due zappe. Ecco, una è questa, come vedete, un classico open con pettinazzo per barbe, scusate, poso l'altro, manico nero, un regalo dell'amico Vincenzo Pitrelli, diverse teste con due manici piuttosto ponderosi. Questo è uno, vedete l'esposizione, non ha ancora la lama ed è abbastanza inquietante. Questa è l'altra zappa con un manico pesantissimo, con un'apertura, come vedete mi si vede attraverso, guardate, posso anche sbirciare attraverso l'apertura della lama, vedete l'esposizione per una barba praticamente interessante. Ora proverò delle due cose, comincerò ad utilizzare questo open, lo chiamo così, con barba da cowboy, diciamo. Io non sono abituato a non farmi la barba per 6 giorni, ma sono stato a casa a lavorare da remoto, quindi non mi sono mosso, quindi non ho fatto conference call, non ho dovuto mettermi l'onore del mondo e sono rimasto quello che ero. Ma prima di armare i rasoi andiamo a togliere l'acqua di vegetazione dal noto saponcino Dr. K Lime, vedete, che è galleggiante dentro questa ciotolina proprietaria melamina, oggetto molto di culto. È il nostro pennello dentro la Uppercut Deluxe, tazza infrangibile, ottima, ripeto, per i vostri viaggi. La potete mettere in valigia, la Ryanair non vi chiederà nulla in più se porterete nella ciotola nel vostro resort questa ciotola. Il pennello zuppo di testa è Roma by Omega, sentite come scroscia, lo strizziamo un pochino ma non troppo, un pennello a 3 colori, sintetico, ottimo con il Colosseo, dopo la grande adunata del 1.000.000 di giovani a Tor Vergata. Andiamo sempre a onorare la capitale che nell'anno giubilare ospita qualunque tipo di manifestazione. Andiamo a montare questo saponcino molto austero, come un po' l'Irlanda, come un po' tutta quella zona del Regno Unito che ha vissuto, come sapete, le lotte terroristiche, anzi la posizione al governo cattolico della corona nell'Irlanda del Nord.
protestante. Oggi tutto si è spento, il capo del Sinn Féin si è autodisarmato. Andiamo a montare questo sapone del sabato oggi, quindi fuori tempo. Oggi è il 9 di agosto, ve l'ho già detto. Negli obituary, in alto alla mia destra nella lavagna, abbiamo Jim Lovell. Chi era Jim Lovell? Era il capo della stazione spaziale della missione Apollo 13 nel 1970, morto a 97 anni, e all'epoca fu famoso, e rimase famoso fino a ieri e rimarrà per sempre, per colui il quale pronunciò la famosa frase "Houston, abbiamo un problema". Quindi questa frase è stata ripresa anche in molti meme in tempo di social, con delle risate apocalittiche, ma io voglio immaginare la faccia di Jim Lovell quando ha comunicato a terra la sua situazione sull'Apollo. In quegli anni non doveva essere divertente, magari appeso a testa in giù in una tuta che non era niente di che, ma che comunque portava nello spazio l'uomo. Un'operazione veramente leonardiana, a mio parere, grandissima, che fa degli americani effettivamente un popolo pionieristico, al netto delle balle, delle controproposte russe che mandarono la cagnetta laica, che poi non si capisce se fosse un volpino o una specie di meticcio. In ogni caso abbiamo già, vedete, il pennello abbondantemente arredato, quindi possiamo partire mentre ascoltiamo in sottofondo dalla mia Revo Axis Internet Radio MC2 New Age. MC2 che cos'è? MC2 è una serie di canali tematici, potete ascoltare chiaramente anche sull'app del vostro telefonino, prendete qualunque app Android che vi faccia ascoltare tutte le radio del mondo e la trovate. Nessuno le ascolta queste radio secondo me, perché MC2 cosa vuol dire? Che cos'è? Come il K2 test, sono alcuni canali che vengono invece diffusi in DAB sul Digital Audio Broadcasting, sono canali tematici senza pubblicità. Questo New Age è molto interessante per la giornata caldissima che viviamo oggi sulla costa livornese, e non credo solo qui. Settimana di anticiclone africano che si protrarrà per almeno 7 giorni, soltanto all'inizio della settimana dopo Ferragosto, quindi attorno al 17 di agosto si riavrà un tempo accettabile, quindi preparatevi a giornate intense. I litorali, al netto delle proteste del caro vita, saranno a causa del caldo, ma per fortuna per chi lavora in quel settore assaliti da torbe di turisti, presenteranno per fare il bagno, per prendere una rinfrescata. E quindi mentre va molto bene, io ho sempre avuto una grande passione per questo saponcino Irish, perché nonostante la sua, diciamo, crema che non è così gonfia, non si riempie di aria, anche perché vabbè, io ho deciso di farla così, voi sapete che i miei montaggi vengono a volte molto bene, a volte malissimo, e io trovo che oggi con un pelo così alto, lungo, si sta comportando molto bene. Sento che la pelle si sta predisponendo a un'ottima rasatura necessaria. Saluto l'amico Betto in viaggio verso la costa, quindi oggi farà una tappa in Toscana, magari riusciremo anche a vederci, quindi anche la rasatura ha una funzione di presentarsi in maniera decorosa, perché è chiaro che voi sapete qual è la mia opinione, è bello farsi la barba, ma è anche bello che gli altri apprezzino la vostra cura. Non c'è niente di più importante di curare il proprio aspetto fisico. Voi chissà dove sarete ormai, Panarea, Grecia, Mykonos, il Pireo, sarete con la Meloni in Grecia? Oppure con Carlo Calenda, partito alla volta del Portogallo, imbarcatosi ieri a Civitavecchia, lo vedete nella sua pagina Facebook, occhialuto con moglie a fianco e 2 figli dietro, e via Barcellona con una nave andrà alla volta di Porto, quindi destinazione molto frequentata anche dall'amico Luca, mio amico chimico, che credo che passerà alcuni giorni di vacanza breve in quella parte del mondo. Molto bella, non ci sono mai stato, ma insomma ritengo che valga il viaggio. Bene, io non andrei oltre, perché oggi deve essere una rasatura necessariamente breve, veloce, rapida, senza giornali, perché il giornale non l'ho ancora comprato. Voi sapete che ho mirato la domenica, perché compro il giornale il sabato attorno alle 12:30, lo leggo tutto il pomeriggio e poi la domenica ve lo sciorino, ve lo propino in sintesi, facendosi la mia piccola spremuta, che non è la spremuta di giornali di Giorgio Dell'Arti, di Anteprima News, che saluto, e sarà naturalmente, credo e penso, nella sua residenza a Pitigliano, nell'Alta Maremma. Andiamo a provare questi rasoi. Le lame scelte sono delle Astra, vedete qua, Astra blu, qua dicono che ci fosse ancora un po' di cola nel cartone, codice a barre sul retro che impone in tutta la sua estensione un colonialismo pittorico che non vi permette di leggere dove sono state fatte queste lame, ma ve lo lascio fare, uno perché non ho gli occhiali,
2 perché tanto sarebbe tempo perso. Andiamo ad aprire, abbiamo 5 lame, ce ne starebbero anche 10, qua non so perché l'Astra fa dei pacchetti così alti per tenere 5 lamette che sono... E proviamo la cola, a questo punto ci avviciniamo al nostro microfono, piccolo stacco di cola, poca roba, niente cola, quasi niente, c'è una presenza, la voglio immaginare. Andiamo adesso a inserire quindi la lama, al di là del packaging, dentro la nostra zappa composita, un Frankenstein, un manico con dei coprilama e dei posalama che si trovavano in questa magica scatoletta di Vincenzo. Saluto Fabio Cancelleri, naturalmente. Andiamo, il piolo è molto lungo, la lama è un grande classico italico e andiamo a chiudere serrando. E adesso andiamo a vedere, prima di usare questo rasoio, l'esposizione di questo sapone che io chiamo la zappa. Mi piace Frank Zappa. Eccolo qua, guardate, si vede in trasparenza la mano, quindi capite di cosa stiamo parlando. Ve lo avvicino sperando che possiate apprezzare con il focus. E andiamo subito, tagliando diciamo via la parte alta delle basette per non rovinare il taglio, andiamo a appoggiare, sentite, suona, incredibile, incredibile amici, un taglio netto, preciso, su una barba di 6 giorni che manco vi immaginate. Vado a girare la lama, a sfruttarla. Io credo che di aver sperimentato poche volte questi open, molta calma, non bisogna parlare, è detto da me, è detto tutto. È un rasoio piuttosto cattivo, nel silenzio, nello sfondo New Age, il canto dell'Astra, curve pericolose del mio mento, lo sapete, ma a volte più le lame tagliano, più il rasoio è efficiente, meno rischiate di tagliarvi perché fate più caso a non fare passaggi ripetuti. Brutto vizio che ho io di pensare che più passaggi, come l'hanno in tanti neofiti come me, perché io mi ritengo naturalmente agli albori della pratica rasatoria, nonostante i miei 59 anni. Bene, occhio alla zona baffi, occhio al naso, come fa Marco Traverso che si tira il naso di lato. Ottima soluzione per evitare di tagliarselo. Andateci piano. Vi vengo a dire non fatelo a casa, ma se lo faccio io molto bene. Perfetto, non andrei oltre, questo è il primo passaggio, andrei a bagnare per fare il secondo. Il primo passaggio richiede un contropelo, ma già abbondantemente pulito il viso. Andiamo a riprendere ancora il ben allestito pennello Roma per fare il secondo passaggio. Allestiamo un po' di crema, nel frattempo ci voltiamo alle spalle, leggiamo un po' di highlights. Cominciamo dall'Italia, il botulino, avete sentito? Rappresentante hanno venduto delle confezioni di broccoli che il commerciante col suo truck rosso sul lungomare di Diamante in provincia di Cosenza ha venduto insieme a dei panini con salsiccia e sono già morte 3 persone. Attenzione a quello che capita, non solo West Nile, quindi niente soltanto zanzare, ma anche botulino, pericolosissimo. Nelle conserve leggete come si preparano, soprattutto le conserve di funghi sott'olio. Saluto l'amico Paolo, raccoglitore di funghi, che non so se mi segue, ma insomma
lo saluto amichevolmente, con molto affetto, faccia attenzione a funghi che troverà, lui è molto bravo a fare queste cose, occhio a quello che fate perché può essere mortale, il botulino inibisce la funzione dei nervi e potete morire anche per cause di arresti respiratori, sono cose orrende, sintomi sono una vista che si annebbia. E quindi attenzione a quello che fate, esattamente come quando vi radete, ma il botulino è molto peggio, perché se vi radete al massimo vi tagliate, se beccate il botulino al minimo ci lasciate, al massimo ci lasciate le penne, che è molto più grave. Quindi Rita De Crescenzo, l'influencer napoletana, si è presentata nel Consiglio regionale della Campania e con un consigliere regionale di Azione ha girato uno spot grottesco e questo pagliaccio, come è stato definito da Carlo Calenda, è stato espulso immediatamente da Azione, il partito con cui era stato eletto. Accordo Movimento 5 Stelle PD, quindi anche per convenienza elettorale. Eugenio Giani, governatore della Toscana, il 20 settembre verrà candidato, io dico anche molto probabilmente rieletto, visto che la candidatura della destra è ancora in alto mare. Grazie a un accordo elettorale si voterà anche in altre regioni, si voterà in Puglia, si voterà chiaramente nelle Marche, dove Matteo Ricci è il candidato forte della sinistra, abbiamo già detto, parlamentare europeo, dopo una serie di inchieste non proprio divertenti su di lui della magistratura per influenze e affidamenti di appalti nel comune in cui era sindaco, si candida a governatore delle Marche. Poi abbiamo anche altre regioni di cui non vado ad elencare. Vertice di Roma non si farà, qua si ricollega alle live negli esteri, il vertice Trump-Putin. Trump ha chiesto lui a Giorgia Meloni di ospitare il vertice, anche Papa Leone XIV extraterritoriale ha proposto come sede del Vaticano, perché Putin ha detto io non vengo in Italia perché è un paese troppo vicino a Kiev. Ricordiamo gli abbracci di lei vestita di nero, lui vestito di nero un po' più alto, che si abbracciavano, quindi è chiaro che è difficile. Contropelo, mentre leggiamo nello specchietto retrovisore, occhio sempre andare piano, non abbiamo più il pelo a difenderci adesso, il primo pelo è andato, adesso siamo sul pulito, quindi molto delicata. Con molta mano ferma. Pesante questo rasoio. Bene, andiamo a sciacquare. Sentite proprio la lama che aggredisce, eh? Bene, nelle guance dove la pelle è più dura, più resistente, perlomeno la mia è più tesa, almeno per quanto mi riguarda il rasoio scorre con più sicurezza. Bene. Zona baffi. Mi vedete? Sì. A volte vado giù con la testa per guardarmi nello specchio che ho riposto nel pianetto. Bene. Qua è sempre durissima la barba tra il labbro e l'incavo del mento, dove comincia poi la curva del mento. Sentite? Ecco, vi consiglio di non ascoltare notizie sui giornali radio mentre vi radete con oggetti tipo questo, perché rischiate, come capita a me, che mi accaloro, di darmi una rasata di mano, un colpo di mano e farvi un po' del male. Premesso che è sempre un rasoio di sicurezza, quindi è controllato dal coprilama, quindi non è un mano libera che se vi parte vi aprite come un tessuto di seta il viso. Bene. Direi bene il contropelo, non andrei oltre, qua nella parte perché mi sono un pochino fatto qualche taglietto nella zona baffi per andare a cercare la perfezione. Bene, a rischio un po' di irritazione, non ve lo nascondo, andiamo a finire di leggere i nostri highlights Italia. Al Masri
Il torturatore libico fatto orientare in fretta e furia dal governo è costata l'autorizzazione a procedere a mezzo governo, meglio al ministro dell'interno Piantedosi, al sottosegretario Mantovano e al ministro della giustizia Carlo Nordio, il colpo feroce alla Meloni. Ci sono state anche alcune indiscrezioni su come sono corse le notizie di circa questa collaboratrice di Nordio, che lo sentiva 40 volte al giorno, non ricordo il nome della signorina, ma insomma potete andare a cercarlo. Veramente tutte finezze, tutte pieghe dell'informazione che interessano solo coloro che vogliono fare un po' di chiarezza su quello che accade. Abbiamo caro a vita nelle spiagge, abbiamo detto, quindi ombrelloni costosissimi, spiagge semideserte, non si sa, probabilmente un albergatore di un grande hotel di lusso a Viareggio, in Versilia, insomma ha detto che lui con i prezzi che ha, anche se non gli vengono i clienti italiani, non gliene frega assolutamente niente, possiamo benissimo vivere solamente con gli stranieri. Bene, questo è rassicurante da un imprenditore italiano, è bello perché insomma dà l'idea proprio della collaborazione, no, che c'è all'interno del paese tra chi compra e chi vende. Ma questo è quanto, forse chiunque di noi avesse un albergo di quel genere farebbe lo stesso discorso. Bene, qua siamo al velo di sposa, siamo al terzo passaggio, siamo alla definizione, siamo in una fase finale della nostra rasatura di sabato 9 agosto. Per concludere abbiamo multa da 100.000 euro al bagno Mojito di Riccione, perché hanno scoperto che avevano dei cavi scoperti accanto del materiale infiammabile, quindi ha rischiato di combinare un casino che non finiva più. Quindi poverini, questi si sono giocati il guadagno della stagione per una contravvenzione salatissima al ponte sullo Stretto, eccolo lì. Matteo Salvini ce l'ha fatta, ha approvato il progetto del ponte lungo circa 5,2 km, collegherà la Calabria e la Sicilia con un biglietto che sarà di transito sotto i 10 euro, costerà 9 euro, molto più caro dell'Eurotunnel che passa sotto la Manica. Da Calais a Dover, quindi chiaramente le polemiche della sinistra infuriano, tanti soldi spesi, per lo sviluppo della Sicilia, come ben sappiamo quel transito servirà alle merci che arriveranno dalle nuove rotte dell'Oriente con cui dovremo noi, Unione Europea, cominciare a fare degli accordi seri per evitare la strappola e la tenaglia dei dazi di Trump. Quindi magari il porto di Augusta potrà tornare a miglior vita, un collegamento fisico che colleghi poi l'Italia e il corridoio 5 obliquo, che è veramente accessorio. Bene, io considererei terminata la rasatura e vi dico che è stata veramente impegnativa, particolarmente interessante dal punto di vista proprio della dedizione. Andiamo subito a sciacquare con acqua fresca, direi, il nostro viso. Eccoci, abbiamo l'asciugamano, sempre in spugna, sempre tamponare, mai strofinare, mai così desiderata fu la secchiata d'acqua fresca del rubinetto che sgorga. Ma che fortuna abbiamo noi avere l'acqua che esce dai rubinetti, sapete che non è mica così in tutto il mondo, Voi aprite, potete farvi la doccia, farvi la barba, fare la pasta, fare il caffè, fare da mangiare, lavarvi le mani. E quando apriamo c'è sempre l'acqua fresca e pulita, qua non è proprio bianchissima, ma insomma facciamo anche un po' di ragione, quindi facciamo così una sorta di riflessione sulla fortuna che abbiamo noi in Occidente, nel mondo industrializzato, che con tutti i problemi che stiamo patendo da un punto di vista commerciale, abbiamo certamente la fortuna, e non è poco, di avere delle grandissime comodità. Per chiudere, Banca Zeng è la lavatrice dei soldi dell''ndrangheta calabrese nel quartiere romano dell'Esquilino. Quindi questi sono i begli accordi che vengono fatti dalla nostra criminalità con i paesi dell'est, che non vedono l'ora di prestarsi a questo genere di attività. E poi avremo 13 milioni di italiani, non so se questa è una cattiva notizia, che rimarranno senza sportelli bancari perché stanno chiudendo un sacco di filiali con buona pace di chi ci lavorava dentro. E quindi naturalmente è una notizia molto provinciale, perché solo noi italiani possiamo perdere tempo a leggere fregnacce notizie come queste che non hanno nessun senso, in cui ormai il denaro elettronico, i trasferimenti via internet sono
una realtà. Chi va ancora in banca? Io ho fatto un sondaggio, chi dei miei iscritti è andato in banca negli ultimi 2 mesi di persona a fare una operazione? Fatemi sapere. Chiudiamo gli esteri. Occupazione di Gaza, vogliono restringere tutti i 2 milioni di Gazawi che vivono in questa striscetta che si chiama Striscia di Gaza in una piccola porzione, e Israele vuole prendere il controllo amministrativo della zona, chiaramente anche all'interno del governo, grandissime polemiche anche nell'ambito dell'esercito. Io prima di farmi l'after, però dopo una rasatura così, metto un po' di allume, diciamo, e qua sono i 3 grandi, De Victorian, Marco Traverso, Luca Esposito e il conte Rocco Contini. Questo fa parte del setup degli amici della Pogonotomia Victorian, che dà certamente una sfiammata. Qua ci vorrebbe un po' del balsamo del Tiger, molto buono, del Lucky Tiger, che io non ho più trovato, mi fu regalato dagli amici di Rasol Goodfellas in occasione di un ordine che feci di un pennello Omega in tasso. Mi regalarono questa confezione, uno sfiammante meraviglioso. Qua andiamo a fare lo stesso lavoro con un fluido molto trasparente, vedete, lasciamolo agire e sento, anzi non sento bruciore, quindi vuol dire che la rasatura, nonostante l'esposizione piuttosto hard della nostra zappa usata per la rasatura di oggi, tutto sommato io mi ne sento soddisfatto. Vedete, il viso, ho tolto qualche piccolo taglietto che possiamo, se proprio vogliamo andare a fare le cose per bene, cauterizzare con il classico cristallone di allume di Rocca. Guardate, eccolo qua, Rocca, che non è il governatore del Lazio, ma neanche l'ala destra della Roma degli anni '80. Andiamo a chiudere questo piccolo taglietto, piccola offesa, peraltro necessaria. Ecco, sono naturalmente degli aspetti che dovete mettere in conto se vi radete con degli ferri particolarmente invasivi, ma diciamo ultimativi per la vostra rasatura. Dazi sui lingotti. Trump si è inventato il 37% di dazi sui lingotti d'oro, quindi la Svizzera si è chiaramente alterata, si è di nuovo alzato il valore dell'oro, e con questo vi saluto. Anzi scusate, devo fare ancora un after, mi sono attardato a parlarvi di notizie dall'estero. Il Mirso, l'aftershave Don Carlos, questo è degli anni 70, confezione sempre trovata nella Pitrelliana scatola, 1972, immaginate. Dunque un'aspersione certamente alcolica, esiste in diverse versioni. Douglas Mortimer, sapete, quell'elegantissimo signore che recensisce scarpe, abiti, camicie, scarpe inglesi e soprattutto prodotti da rasatura, prodotti per la persona, ne ha fatto una bellissima selezione. Io questi non li ho mai visti oltre in questa versione, in vendita. Il colore non è bianchissimo, non so se dato dal tempo o dalla sua formula originaria, però il tappo da vecchia confezione, da toeletta di casa antica, che poteva essere una di quelle case dove i vostri nonni vi facevano trascorrere una parte delle vostre vacanze quando eravate piccoli, risuona, ecco. E quindi andiamo a dare chiaramente un'abbondante aspersione, che vuol dire prendere a schiaffi il vostro viso, dando un massaggio a colpetti senza mai strofinare, ma godendosi un'atmosfera di limone. Qua io purtroppo non riesco a leggere Laboratorio Mirsol di Barcellona, ecco, quindi prodotto costruito come nella grande tradizione di Dopobarba, e parlo di Floyd, nella penisola iberica. Molto bene, si sta veramente accoppiando un viso rasato, sbarbato, con un after che non ha nulla da farsi rimproverare, anzi che potrebbe essere ispirazione per l'utilizzo di prodotti vintage. Fatemi sapere se voi avete nel vostro scaffale vecchi Dopobarba tipo Fabergé che si usavano negli anni '80, che usate senza timore di avere delle irritazioni. Io non ho mai avuto problemi, considero l'alcol innocuo, quindi considero di lunga durata anche prodotti come quello che abbiamo usato l'altra settimana, era l'Elizabeth Taylor, Black Passion, che era degli anni '70, l'ho utilizzato senza avere delle controindicazioni. E con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica, una buona estate da Andrea, e da domenica che barba, ciao!